46 teatri italiani diventeranno monumenti nazionali, tanto quanto il Colosseo a Roma, la Risiera di San Sabba a Trieste e la Basilica Palladiana a Vicenza. Cosa significhi in pratica nessuno ancora ce l'ha ben chiaro, ma l'argomento sta già scatenando parecchie polemiche. Per gli esclusi, innanzitutto. Tanto per fare qualche nome eccellente, in Veneto mancano il Teatro Verdi di Padova e il Nuovo di Verona. Ma Giampiero Beltotto, presidente del Teatro Stabile del Veneto, pone l'accento su un altro aspetto. Attenzione, dice, i teatri sono luoghi di festa e divertimento. Spero che trasformarli in monumenti nazionali non significhi introdurre nuovi vincoli. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è giovedì 21 marzo 2024, la prima notizia del giorno riguarda la disfida dei teatri, così aprono a pagina 2 i quotidiani del gruppo NEM, la difesa del patrimonio culturale veneto. 6 le sedi nordestine che sono già state inserite nel decreto, sono 46 i teatri, come abbiamo visto a livello nazionale, inseriti nelle 8 proposte di legge messe a punto dalla maggioranza e unificate successivamente in un unico testo, fin qui in lizza per il riconoscimento come monumento nazionale. Tra questi, a nord-est, ci sono il Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, il Comunale Mario del Monaco di Treviso, la Fenice, il Malibran e il Goldoni di Venezia, l'Olimpico di Vicenza. Ma appunto ne mancherebbero tanti altri, e quindi è scontro sul provvedimento nazionale per elevare 46 sale al rango di monumenti italiani e scatta dunque il rinvio, esclusi eccellenti in Veneto. Mancano realtà importanti, dice Rachele Scarpa, parlamentare del Partito Democratico, e non è accettabile. L'ok definitivo al testo, aggiunge la deputata, è stato rinviato grazie a noi del Partito Democratico. E poi abbiamo visto l'intervento di Giampiero Beltotto, presidente del Teatro Stabile del Veneto, che chiede appunto che il nuovo rango di monumento nazionale non vada a introdurre nuovi vincoli per i teatri, che devono restare luoghi di festa e divertimento. Ma voltiamo pagina, proseguiamo la rassegna stampa di oggi, come sempre con alcune notizie che riguardano la politica regionale. E allora, sempre sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM, una panoramica della giornalista Laura Berlinghieri sulle prossime elezioni amministrative che si avvicinano e in particolare sullo scontro interno al centrodestra che in Veneto non riesce a mettersi d'accordo. E allora vediamo la notizia di oggi. Fratelli d'Italia marcia indietro in 3 comuni, ma a Bassano rimane lo strappo. De Carlo, segretario regionale dei Meloniani, dice: siamo pronti a sostenere i candidati leghisti a Montecchio, Arzignano e Valdagno. L'accordo di coalizione finora è stato trovato soltanto in 3 municipi attesi al voto a giugno, e sono Scorzè, Negrar e Preganziol. Appunto, da registrare l'apertura di Fratelli d'Italia pronta a rinunciare a un proprio candidato in ulteriori 3 comuni, ma rimane la spaccatura appunto a Bassano, dove Nicola Finco, vicepresidente del Consiglio regionale leghista, correrà candidato sindaco sostenuto dalla Lega e da Forza Italia, ma non da Fratelli d'Italia. E poi ancora litigi, e questa volta proprio in regione, a causa di un progetto di legge presentato dal presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti della Lega. Vediamo l'articolo di Filippo Tosato, ancora per i quotidiani del gruppo NEM. La legge per riabilitare i soldati fucilati fa litigare Carroccio e Fratelli d'Italia. Scontro sulla proposta di Ciambetti per restituire l'onore alle vittime di esecuzioni sommarie. Razzolini, esponente di Fratelli d'Italia, dice che è inaccettabile porre sullo stesso piano chi è fuggito e chi si è sacrificato. Ribatte Ciambetti, presidente del Consiglio regionale ed esponente di spicco della Lega, primo firmatario appunto di questa proposta di legge. Il problema, dice Ciambetti, emerse già nel 1919. Rendiamo così giustizia a quanti la attendono da oltre un secolo. Sulla vicenda interviene anche Erika Baldini del Movimento 5 Stelle, che annuncia già il suo voto favorevole alla legge. Migliaia di giovani, dice spesso poco più che adolescenti, furono strappati a campi e fabbriche e mandati a morire in prima linea. L'opposizione di Fratelli d'Italia a questa legge è un retaggio ideologico sorpassato che la dice lunga
della differenza di valori tra chi rivendica una democrazia liberale fondata sui diritti della persona e chi al valore della vita premette la ragion di Stato in armi e divisa. Questa è la posizione quindi del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale del Veneto. Ma proseguiamo, anzi concludiamo questa pagina di rassegna politica regionale con altri due articoli che troviamo invece sul Gazzettino di oggi, entrambi firmati da Angela Pederiva. Il primo riguarda l'offerta rifiutata di Tosi a Bottacin e Marcato, che dovevano essere candidati alle europee. Allora, di chi si tratta? Flavio Tosi, segretario regionale di Forza Italia, parlamentare, già sindaco di Verona. Giampaolo Bottacin e Roberto Marcato invece assessori della giunta regionale guidata da Luca Zaia e esponenti leghisti, almeno per il momento. Forza Italia aveva chiesto quindi ai due assessori regionali leghisti di correre per Bruxelles. Il bellunese Bottacin ha declinato la proposta, mentre il padovano Marcato l'avrebbe lasciata cadere, così leggiamo sul Gazzettino di oggi. E poi ancora Lega contro Lega, il paradosso delle frizioni con Fratelli d'Italia, ma i leader dicono cerchiamo l'unità. E qui ci sono due casi, quelli di Bassano del Grappa e quello di Montecchio Maggiore. Vediamo cosa scrive la giornalista Angela Pederiva. Due leghisti si candidano a sindaco contro due leghisti intenzionati a ricandidarsi a sindaco. Succede in provincia di Vicenza e non è un gioco di parole, ma l'effetto delle tensioni venete tra la Lega e Fratelli d'Italia, a cui si aggiungono poi malumori locali. Il segretario regionale Alberto Stefani ha annunciato, fra le altre della tornata, le candidature di due consiglieri regionali. Nicola Finco a Bassano del Grappa sfiderà l'uscente Elena Pavan, che al momento è sostenuta da Fratelli d'Italia ma è una esponente della Lega, così come Milena Cecchetto a Montecchio Maggiore fronteggerà Gianfranco Trapula, che era stato il suo assessore. Insomma, tutti contro tutti nel centrodestra. Ma noi chiudiamo intanto la rassegna stampa di oggi con le ultime due notizie flash. La prima riguarda il diritto allo studio. Borse di studio, non c'è copertura, oltre 6.000 giovani senza assegno. Prova a difendersi l'assessora regionale all'istruzione Elena Donazzan, competente in materia di diritto allo studio, nel senso che la competenza a erogare le borse di studio è proprio della regione, sarebbe compito suo quindi garantire il diritto allo studio, dice Elena Donazzan, candidata ora alle europee per Fratelli d'Italia dopo oltre 20 anni in Regione Veneto, problema causato dal precedente governo e a oggi la regione non ha fondi, dice, ammette candidamente. Elena Donazzan: negli ultimi 10 anni abbiamo sempre risposto a tutte le domande, dice anche, omettendo però che le domande sono state sempre evase, con ritardi anche clamorosi, come è successo lo scorso anno, quando ci è voluto più dell'intero anno accademico per dare la borsa di studio a chi ne aveva diritto, agli idonei che erano rimasti non beneficiari per più di 12 mesi. Aggiunge Donazzan: non posso garantire che copriremo il 100%, ma cercheremo risorse aggiuntive. Insomma, pessime notizie per gli studenti delle università venete, che vedono costantemente violato il loro diritto allo studio. Ma chiudiamo con l'ultima notizia di oggi, che arriva invece da Belluno. Super ski, lo stagionale intero sale da 925 a 945 euro. Quindi si guarda già alla stagione sciistica 2024-2025, giornaliere in rialzo del 3-5%. La stagione non è terminata, ma si pensa già alla prossima. Sulle Dolomiti gli impianti riapriranno il 30 novembre. E per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.